ritrovati in studio, questa nuova puntata di All In Sport, in nostra compagnia. Ecco chi sono gli ospiti di oggi. Prima parola a Isabella, perché nel nostro cammino qui a All In Sport stiamo parlando tanto di inclusione delle disabilità, soprattutto con una serie di progetti rivolti ai ragazzi. Sì, noi ci occupiamo di una delle antitesi per lo sport, perché ci occupiamo di epilessie rare farmacoresistenti, tra cui la sindrome di Dravet. Quindi per antitesi un bambino, un soggetto che ha crisi epilettiche è visto un attimino da tutti, con grande apprensione, grande pericolo per quello che può succedere. E invece noi vogliamo sfatare questa cosa, perché i ragazzi sono ragazzi, hanno il diritto di fare sport, gli fa benissimo. Obbligare i ragazzi, tra virgolette nel senso buono, a farli divertire nello sport è uno dei sistemi in assoluto per fargli fare riabilitazione per loro divertendosi. Tutto quello che gli chiediamo di coordinamento motorio, oculo-manuale, di attività fisica fa bene non solo al loro corpo ma anche alla loro mente e soprattutto alle loro connessioni per chi ha delle difficoltà anche neurologiche importantissime, per cercare di attivare il possibile tutto quello che sono le loro capacità, le loro potenzialità. Quindi nonostante l'epilessia con i nostri ragazzi li portiamo a sciare, li portiamo a nuotare, li portiamo a fare golf e cerchiamo di realizzare progetti. Abbiamo provato anche il basket, quindi ci manca il volley. Però ecco, per loro è fondamentale questa attività, lo fanno divertendosi, giocando. Non dimentichiamo che a loro costa molta più fatica, più di voi atleti devo dire, perché devono mettere insieme davvero il massimo di quello che possono tirare fuori. Però vi dico c'è un segreto che per loro è fantastico, c'è un risultato e molto spesso sono abituati a dire bravi perché noi genitori, riabilitatori, educatori premiamo più lo sforzo che il risultato, mentre nello sport finalmente la pallina va in buca, la palla va in canestro e ci sono dei risultati che sono oggettivi e non soggettivi e questo gli dà grande gioia che nonostante le loro fatiche riescono ad arrivare e anche loro si rendono conto che è un risultato tangibile e non un premio per buonismo che purtroppo dobbiamo anche dare per motivarli. Quindi gli dà tanta gioia, tanta energia di poter, nonostante le difficoltà, continuare ad impegnarsi e i risultati si vedono perché dai primi momenti anche nel golf molto scordinati, difficile dosare la forza, difficile coordinare questo movimento, difficile anche per i normo, improvvisamente ce la fanno e tante volte sono più fortunati di noi e quando la pallina va in buca è un risultato davvero e la loro gioia riempie qualsiasi sforzo che noi facciamo. Torniamo poi sul golf perché insomma avete anche un supporter veramente particolare e importante. Scherzavamo invece in apertura con Francesco perché insomma possiamo provare a farlo alzare, Paolo, oppure scombiniamo tutto? E ti alzi un secondo, Francesco. Allora, tu sei alto 2,11 m. 2,11 m. Quante battute nei tuoi 27 anni di vita ti sono state fatte sulla tua altezza? Parecchie, costantemente. Ormai sono diventato un po' una compagna di viaggio, tra virgolette, nel senso che ogni giorno, soprattutto quando cammini per strada o sei in un ambiente in cui anche solo ti danno un po' di confidenza, le prime battute, i primi commenti riguardano l'altezza, il tempo che fa freddo, com'è, tutti questi cliché di cui parlavamo prima. Ed è ormai sono due modi per reagire sostanzialmente a questa cosa: o ci fa il callo e ti fanno sorridere, oppure te la prendi e ci stai male, ma non ne vale la pena perché tanto sono delle cose che ti porti dentro, fa parte di te essere 2,11 m e quindi capisco che la gente possa sconvolgere a qualcuno, però è una questione di quello che sei tu e non devi per forza nasconderlo o arrabbiarti se qualcuno ti fa queste battute qua. Le prendi per quello che sono, qualcuno può essere educato, qualcuno non è educato, però fa parte un po' di quello che sei ed è un peccato poi prendersi per questa cosa qui. Assolutamente, però insomma è anche importante capire e imparare che il linguaggio è importante, che le parole creano cultura e nel tuo caso, cioè tu sei
non solo sei normodotato, ma tu sei un super atleta e quando sei dentro al campo da basket la tua altezza è quella che fa la differenza e ti fa assolutamente. essere... Questa è una cosa che secondo me tutti gli atleti che si trovano in questa situazione devono tenere ben presente, non è solo chi è alto 2,11 m, ma anche i rugbisti che sono tanto grossi, oppure in diversi sport ognuno ha le sue caratteristiche fisiche e tante volte sono evidenti e tante volte vengono messe sulla piazza da persone che semplicemente vuoi un po' ignoranti, vuoi un po' ingenue, vuoi un po' anche invadenti, ti fanno queste battute qua, però tu devi sapere che appunto queste caratteristiche permettono poi essere di un atleta che in campo rende, un atleta che ha fatto del suo corpo un mezzo per lavorare, per divertirsi, per fare quello che gli piace e quindi quello della consapevolezza a 360 gradi che queste cose lasciano il tempo che trovano. Da ragazzo, come hai gestito il fatto che, quello che diceva Isabella prima, ci siamo guardati io e te abbiamo riso, no? sul golf, io sono negatissima proprio, cioè trovo che sia un movimento veramente estremamente difficile da coordinare e per una persona con le leve molto lunghe come te, chiaramente tutto il lavoro di coordinazione e il basket si lavora sui due emisferi, sopra sotto, cioè c'è un lavoro veramente enorme da fare, no? Sì, io sono stato personalmente fortunato perché prima di iniziare a giocare a pallacanestro ho iniziato a fare pianoforte e quindi l'uso delle mani, l'uso della coordinazione, del piede, della mano, dell'occhio aiuta molto poi nella pallacanestro a coordinarsi e a capire come muoversi nello spazio. Nonostante il tuo pianoforte sia fermo, però il fatto di dover disunire 3 movimenti, 4 movimenti, perché la mano destra non fa quello che fa la sinistra, il piede, l'occhio che segue lo spartito, tutti questi movimenti che il nostro cervello deve ricomporre per creare un movimento armonioso, perché anche un pianista quando si muove sui tasti è armonioso, è bellissimo da vedere, c'è che anche lì c'è proprio stile, quindi quello mi ha aiutato tantissimo poi a portare la coordinazione in campo e ad accorciare i tempi di apprendimento. Vero anche che quando devo inserire un movimento nuovo i tempi di apprendimento coordinatori sono più lunghi, però ho altre caratteristiche, altre qualità che poi compensano questa cosa qui. Quindi sì, questa cosa è stata per me importante. Ci torniamo tra poco, adesso invece andiamo a farci un giro sul territorio veneto, vediamo dove ci porta Alberto Cristani. Ciao Daniela, oggi siamo in Val Policelle, precisamente sul campo parrocchiale di Domegliara. Qui i bambini giocano tutti insieme in modo inclusivo e lo fanno grazie all'aiuto degli Insuperabili, un'associazione nata a Torino, della quale abbiamo parlato con il presidente Davide Leonardi e con Caterina Biasiolo, giocatrice dell'Audace Calcio 5, ma in questo caso allenatrice proprio degli Insuperabili. Insuperabili nasce a Torino nel 2012 con 4 ragazzi, quindi 4 iscritti e un team multidisciplinare di 6 persone. Col tempo la prima sede si chiude con 25 iscritti e ad oggi ne abbiamo 650 su tutto il territorio italiano. L'obiettivo è di creare un network di scuole calcio per persone con disabilità, che con gli anni potessero iniziare a diventare dei veri e propri atleti per creare un movimento, quello del calcio per atleti con disabilità. Riusciamo a coprire tutto il territorio italiano con allenamenti che si svolgono durante tutto il corso della settimana. Abbiamo la possibilità, lavorando proprio su tante sedi, di permettere ai nostri ragazzi di poter giocare con noi dal lunedì fino al sabato e poi di poter disputare le partite, sia di campionato che di tornei, che la nostra federazione e gli enti ci danno la possibilità di poter svolgere con regolarità. Il Veneto è una regione recettiva, noi abbiamo 2 sedi, una qua in provincia di Verona e una a Chioggia, con una densità di numeri discreta, però potremmo fare molto di più perché giocare a calcio piace a tantissimi bambini, piace a tantissimi ragazzi, dobbiamo cercare di non frenarci di fronte a quelle che potrebbero essere delle apparenze. Ho incontrato gli Insuperabili ad una lezione universitaria, ho avuto la fortuna a Torino di ascoltare Annalisa Cerrone e Andrea Bagnato
responsabili dell'Academy di Torino che ci hanno presentato il progetto e quel giorno me ne sono subito innamorata. Ho iniziato quindi il mio percorso di tirocinio che è durato un anno, che ahimè è coinciso con il periodo di Covid, quindi ho iniziato sul campo e poi subito a distanza, ma dall'anno seguente ho iniziato lavorativamente parlando agli Insuperabili. Quando sei in campo con loro puoi veramente mettere in gioco tutte le tue capacità proprio a 360 gradi e non ci sono vincoli in un certo senso. Loro sono caratterizzati a mio avviso da tanta imprevedibilità e quindi è molto bello mettere in gioco l'abilità vincente al momento giusto per quel determinato ragazzo. Un calcio sia all'Audace Verona e sia agli Insuperabili. Agli Insuperabili il calcio è proprio veicolo per far correre questi ragazzi all'aria aperta e provare a insegnare a loro a giocare a pallone, appunto. Connubio sport e disabilità vorrei che diventasse un giorno la mia principale occupazione e qui agli Insuperabili ho la possibilità di mettere in pratica e toccare con mano quello che vivo in università tra teoria e ricerca. Facciamo bene! Obiettivi per il futuro tanti, soprattutto adesso che compiamo 10 anni, soprattutto adesso che grazie al gruppo Eco Eridania ci siamo fatti un regalo molto importante, perché la Onlus è evoluta ed è diventata fondazione. È diventata fondazione Eco Eridania Insuperabili. Questo darà la possibilità a tutto il progetto Insuperabili di poter continuare a crescere e soprattutto di poter aprire anche ad altre categorie. Bene. Che bello il verbo fare. Abbinato al termine bene, crea la magia di aiutare. Per anni queste parole hanno contraddistinto il gruppo Eco Eridania e la Onlus Insuperabili. Ora però ci sentiamo in dovere di fare un passo in più. Per questo abbiamo deciso di camminare insieme. Nasce la Fondazione Eco Eridania Insuperabili, la magia di fare bene insieme. Ci prendiamo adesso una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con la seconda parte di All In Sport. Vi aspetto. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Consumare, produrre, consumare. Ma neanche il tempo per respirare. Qualcosa si può fare ripartendo dalla terra. Con l'agricoltura biologica, biodinamica e con una forte convinzione. Il mondo vive meglio quando gli agricoltori respirano dignità e rispetto. Aziende agricole e mercati super Natura Sì. Un sì per la terra e per l'uomo. Ben ritrovati, seconda parte di All In Sport. Torniamo da Isabella perché prima hai parlato insomma di buonismo. Noi qui, sappilo, siamo anti-buonisti in assoluto e tu ci hai fatto ampiamente capire che quella è la linea anche per premiare i ragazzi, perché loro stessi sanno il risultato che vogliono ottenere, no? Sì, sono molto critici con se stessi. Quindi loro vedono la diversità rispetto agli altri, ma è qualcosa con cui vogliono a tutti i costi confrontarsi, quindi vogliono realizzarsi. Io credo che ci sia spazio per far emergere ognuno le sue peculiarità, le sue caratteristiche, ed è giusto che anche loro, che hanno le loro problematiche, possano avere il modo di potersi realizzare anche nello sport. In più c'è un plus per loro, come dicevo prima, che li aiuta nella loro vita, perché mentre lo scopo non è diventare campioni, è diventare sì vincenti con le loro capacità e loro le sanno mettere in gioco tutte, però li aiuta anche nella vita, perché dosare la forza per assurdo in un putt di golf vuol dire dosare la forza poi in altri ambienti della vita, voler misurare con se stesso. Per dei ragazzini con altre problematiche contenersi
è una delle difficoltà più grandi, pensiamo agli iperattivi, e lo sport come il golf, ma come tanti altri, gli aiuta un pochino a prendere una dimensione con se stessi e di potersi misurare, confrontare anche con le proprie capacità e quanto poterle gestire, che è la loro difficoltà più grande, però giocando e divertendosi, soprattutto in squadra, con gli amici, penso che sia la chiave vincente per loro, per poter veramente dimostrare quanto possono valere. Poi loro guardano per esempio un golfista a caso, Matteo Manassero, e vogliono fare la stessa cosa, no? Sì, devo dire che abbiamo avuto questa grandissima fortuna di avere con noi, con Drave Italia Onlus, il nostro campione veronese Matteo Manassero, che è ancora giovanissimo, ha deciso di affiancarci in questa avventura. Noi parliamo di malattie rare, quindi di solito abbiamo l'altro problema grande di essere in pochi, quindi di essere non così considerati come altre patologie. Lui invece ha deciso di prenderci per mano, di aiutarci in questa cosa, devo dire con una grande sensibilità, come da sempre ha dimostrato, con un grande spirito anche di mettersi in gioco, perché Matteo ha giocato con i nostri ragazzi, ha visto quanto per loro è impegnativo, ma quanto ci tengono ad assomigliare a lui, a riuscire come lui a realizzarsi anche in questo sport, ma soprattutto ha visto con mano quanto è importante che loro pratichino lo sport e quanto possa essergli d'aiuto poi nella loro vita. Quindi mi fa molto piacere averlo con noi, lo devo ringraziare perché è con noi da 12 anni, quindi non è un ambasciatore che ha preso la parola e la mantiene negli anni, e tutti gli anni con lui organizziamo un evento che è una pro-am di golf dove professionisti e amateur si sfidano. Lui invita tutti i campioni amici e quest'anno sarà la 12ª edizione e si terrà al campo da golf di Villa Paradiso il lunedì 3 ottobre. Quindi nonostante i mille impegni riesce a dedicarci una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione. Saranno presenti i ragazzi e con loro con diverse disabilità, e con loro di solito i campioni li sfidano ad una gara di putting green, e devo dire li vedo con le lacrime agli occhi a pattare, quindi bello vedere i campioni che riconoscono anche quanta fatica fanno questi ragazzi e quanto impegno ci mettono nel pattare come loro. Ci saremo con All In Sport a raccontarvi questa giornata speciale. Francesco, dall'altra parte tu hai fatto un'esperienza simile che sì, è servita anche a te come atleta, oltre che come persona. Per certi versi diversa, perché nei 2 anni in cui ho giocato a Trieste c'è ancora, per fortuna che c'è ancora questa Onlus che si chiama Calicanto, e collabora con la Pallacanestro Trieste, con la Pallamano a Trieste, quindi con realtà di Serie A, e per appunto coinvolgere 2, 3, 4 atleti per 1 ora, 2 ore il pomeriggio, 1 volta a settimana, 2 volte a settimana, in base anche agli impegni sportivi di ognuno, in attività di pallamano integrata, basket integrato, con ragazzi di diverse patologie, diverse sindromi, però comunque in modo tale anche da includere sia i ragazzi che gli atleti, ed è un'opportunità per noi atleti di confrontarsi con una realtà che tante volte è snobbata, sconosciuta, e la vedi molto distante, molto diversa, quando invece potrebbe essere un'opportunità per tante persone, anche non atlete, a sviluppare una sensibilità diversa, a sviluppare un modo di stare con le altre persone in maniera diversa, un momento secondo me di aggregazione importante, è un momento che ti arricchisce molto dal punto di vista umano, e io sono stato contento di aver collaborato con loro per i 2 anni quando mi sono trovato lì, perché andavo quando potevo andavo molto volentieri. È stata per me un'occasione che penso di aver sfruttato al meglio, e quindi sì, credo che queste attività di coinvolgimento di atleti professionisti possano essere un'occasione sia per i ragazzi che per gli atleti stessi. Ti è capitato di provare invece anche altri sport Sì. per atleti con disabilità? Volevo sapere se ti è capitato di valutare anche i vantaggi dal punto di vista motorio, per esempio, cioè di sperimentare anche delle cose diverse rispetto a quello che fai normalmente. Ma in realtà ho provato a sedermi su una carrozzina e tirare, ed è tanto difficile perché ci vuole un sacco di forza e una coordinazione diversa, perché il gesto del tiro è un gesto che parte dai piedi e arriva fino alla mano,
e quando sei seduto su una sedia o su una carrozzina non puoi usare la parte bassa del corpo e quindi trovare un altro tipo di coordinazione motoria, un altro tipo di coordinazione anche visiva, perché hai un altro punto di vista. Quindi sicuramente aiuta. Tanti atleti hanno sposato questa idea di, una volta infortunati, lavorare comunque seduti anche con dei gessi, proprio per migliorare poi la performance in campo, perché ti dà un altro punto di vista e un momento ulteriore di arricchimento poi del tuo gesto tecnico e del tuo modo di giocare a pallacanestro, di quello che è la tua pallacanestro. E peraltro giocare a wheelchair basket è divertentissimo. Difficilissimo. Difficilissimo, perché poi quando bisogna girare e tenere il controllo del pallone è un disastro, vabbè, ma insomma ce l'hai testimoniato, è un'occasione in più per migliorarsi anche come atleti normodotati. Ne riparliamo tra pochissimo, ci salutiamo con i nostri ospiti, non prima però di aver visto il servizio di Alberto Cristani. Ciao Daniela, oggi siamo a Noale in provincia di Venezia e siamo venuti a trovare Moreno Pesce. Moreno è un ragazzo che dopo un incidente stradale ha cambiato il suo modo di interpretare la sua grande passione, ovvero l'arrampicata e il camminare, ma in generale dopo l'incidente ha cambiato il suo modo di vivere. Adesso ne parliamo con lui e vediamo cosa ci racconta. Partiamo da un incidente stradale in cui Moreno Pesce aveva due gambe, aveva la passione della moto, della velocità, era un ribelle. Da un momento di stop in cui la mia vita ha subito un rallentamento, siamo passati a un ritornare a fare delle cose che facevo con i miei genitori quando ero adolescente, e quindi la passeggiata, il giretto e tutto quanto, e questo percorso è ricominciato grazie alla mia compagna attuale Antonella. Con lei che ha portato tanta pazienza, abbiamo fatto i primi esperimenti di team in cui lei mi dava supporto anche con i tandem in bicicletta. Abbiamo provato ad andare a fare la San Candido Lienzo e lei è stata brava, che ha sopportato me che sono sempre brontolone io. Dalle passeggiate siamo passati a fare delle piccole gare di competizione di corsa in montagna che non sapevo neanche cos'era all'epoca io. Finché nel 2011 ho partecipato proprio a un circuito di queste manifestazioni. Qui stiamo parlando di vertical race. Sono delle competizioni che si sviluppano al massimo per 5 km di lunghezza e di dislivello hanno 1000 metri. Dopo l'incidente, la tua più grossa difficoltà nel riprendere? Vincere le mie paure, le mie incertezze e la mia vergogna. Ho avuto dei problemi. All'inizio sembravano muretti, in realtà pian pianino sono diventati dei muri. La più grande sfida per me è stata tornare a fare nuoto e farmi vedere al mare. E i primi anni della mia seconda vita coprivo e cercavo di nascondere il più possibile la mia amputazione e la mia maniera goffa di camminare. Poi alla fine ho detto, ma sì, ormai sono così. Che problemi ci sono? Anche prima dell'incidente ero un po' matto di mio, no? Matto buono. Dopo l'incidente ho avuto un attimo, come ti dicevo prima, di rallentamento e poi sono ripartito a fare le camminate con un team, che era la mia compagna, me, e cercavo comunque dei sentieri, o quando ero in sentiero, di avere sempre qualcuno di riferimento. Stessa cosa vale per le gare, ho cominciato a fare le gare perché sapevo che potevo andare in quel posto e c'era un servizio che c'era qualcuno che mi poteva aiutare. Quindi abbiamo lavorato per cercare di creare una montagna inclusiva, ma non è che io ho bisogno di fare competizione in montagna, io ho bisogno solo di andare in un ambiente che non è inclusivo, qual è la montagna, e cercare di ragionare con della gente che vuole renderlo inclusivo. Dobbiamo cercare di lasciare sul territorio, nei territori soprattutto qua in Veneto, che ci sono queste Olimpiadi, Paralimpiadi nel 2026, dobbiamo cercare di non farci sfuggire questa occasione per lasciare qualcosa di buono per il futuro. Viviamo il presente per produrre qualcosa di buono per il futuro. Una delle persone più importanti della mia seconda vita è la mia guida, è Lio Denes, amico Lio Denes.
e mi piacerebbe raggiungere un grande obiettivo assieme a lui. Potrebbe essere il Cervino. E mi piacerebbe che fosse come è stata la grande di Lavaredo, da dove siamo partiti, ci siamo conosciuti e lui mi aveva detto ti accompagno su in grande, però non avevo capito che era riferita alla grande di Lavaredo. Cerchiamo di fare una vetta grande assieme e quindi potrebbe essere un bello obiettivo comune per me e per lui, per mettere una ciliegina come è stato il Civetta per il 2021. Siamo così giunti in chiusura anche di questo nostro appuntamento di All In Sport. Grazie a Francesco Candussi per essere stato con noi, Grazie a voi. che continua sempre a suonare il pianoforte un po'. Qualche volta d'estate capita, ma sempre meno purtroppo. Però ci hai dato una bellissima testimonianza e magari anche un suggerimento per qualche genitore. Non abbiamo avuto tempo, Isabella, di parlare dei genitori questa volta. Ti è andata dritta? È andata dritta. Genitori, grande risorsa, qualche volta insomma un po' ingombranti, ma sicuramente per i nostri ragazzi veramente sono loro che riescono a dare quella marcia in più perché hanno bisogno di tutto il supporto. Quindi grande carisma io dico sempre a tutti, provate tutti gli sport, fate divertire i vostri ragazzi, che i benefici sono tantissimi oltre l'aspettativa sportiva. Grazie allora per la tua testimonianza e ci vediamo il 3 di ottobre sul Matteo Green. Manassero e Dravé, ci divertiamo, una giornata all'insegna di inclusione e sport. Grazie a voi. Grazie ancora e grazie a voi per essere stati in compagnia di All In Sport.